Oggi vi parlerò di Eros, il desiderio come forza che muove l'intero universo. Se c'è una parola che attraversa proprio tutta la cultura occidentale come una corrente sotterranea è Eros, non perché parli solo d'amore, ma perché parla di movimento. I greci lo sapevano bene, cioè senza Eros il mondo non si mette in moto, le cose restano ferme, separate e in qualche modo anche incompiute. Ed è forse per questo che ancora oggi continuiamo a tornare lì, a quella parola antica, cioè ogni volta cerchiamo di capire perché desideriamo e perché scegliamo, perché cambiamo. Per entrare davvero in questo tema basta un'immagine che tutti conosciamo, una delle più celebri della storia dell'arte, cioè la Primavera di Sandro Botticelli. È un dipinto che si legge un po' come una storia, però curiosamente da destra verso sinistra. Vediamo a destra appunto il personaggio di Zefiro, questo soffio bluastro impetuoso della primavera. È un vento abbastanza intenso che afferra e sta inseguendo proprio una ninfa, la ninfa Clori, e la scena ha qualcosa di inquieto, quasi di violento, cioè il desiderio come una forza che travolge e che non chiede il permesso, ma fa proprio irruzione. Eppure da quell'urto, da quell'unione, nasce una metamorfosi, cioè Clori diventa Flora, la donna che sparge fiori con un gesto calmo e pieno, come se il caos si fosse trasformato in generazione. Quindi Botticelli ci mette davanti al fatto che Eros non è una carezza, è anche una scossa, è proprio un motore che può ferire, però nella mitologia spesso genera anche un mondo nuovo. Andiamo avanti nel dipinto, entriamo nella parte centrale del quadro dove tutto sembra più ordinato ed armonico. Sotto lo sguardo attento di Venere al centro abbiamo appena a sinistra le tre grazie che danzano in cerchio e rappresentano l'eleganza, la reciprocità. È l'amore come una sorta di equilibrio in questo caso, un equilibrio sociale, una forma di legame. E subito dopo, quasi a fare da controcanto, vediamo Mercurio che con il caduceo sembra spostare le nuvole. È sempre un gesto di controllo, di chiarezza, come se il dipinto mettesse in scena una domanda, cioè il desiderio si può governare, si addomestica? E poi, sopra a dominare tutta la scena, rimane lui, Eros, un piccolo putto alato bendato con l'arco teso. Ecco, la benda è fondamentale perché il desiderio colpisce senza vedere, oppure colpisce proprio perché non guarda le convenzioni e quindi non obbedisce alle regole della prudenza. E infatti la freccia è puntata proprio verso le grazie, cioè verso quel cerchio di armonia, quasi a dire che Eros entra anche dove c'è equilibrio e lo mette in movimento, in subbuglio. Botticelli in questo è molto greco, cioè l'amore come qualcosa che non lascia le cose come stanno. Allora, chi è Eros nel mito? Beh, ci sono molti miti che lo coinvolgono. In Esiodo, per esempio, Eros è una potenza cosmica. Nella Teogonia, una delle sue opere più importanti, dopo il caos e la terra, compare proprio Eros come una forza primordiale. È ciò che permette alle cose di unirsi e di moltiplicarsi. È un principio vitale. Non ha un volto preciso, ma è quasi una sorta di legge dell'universo. E invece più tardi, nelle tradizioni un po' più narrative, Eros diventa figlio di Afrodite, il dio che scaglia le frecce, che accende le passioni, che crea un po' di disordine. Però, Eros diventa sempre una forza che spinge, che muove, che non permette l'immobilità. L'etimologia stessa di Eros aiuta, deriva dal verbo erao, che vuol dire desiderare intensamente, essere preso d'amore o tendere verso. Quindi Eros non è possesso, ma è una tensione, una sorta di slancio verso ciò che manca. E in effetti nel Simposio di Platone Eros diventa un personaggio molto interessante perché nasce dall'incontro tra Penia, che sarebbe la povertà, e Poros, cioè l'ingegno e la risorsa. Penia è il bisogno, quindi la mancanza, invece Poros è la capacità di trovare una soluzione. Quindi Eros è figlio di entrambi, è una creatura quasi paradossale perché vive perché gli manca qualcosa, però non si arrende mai perché sa anche inventare, cioè è affamato, è creativo, non è stabile, non è in pace, no? È sempre qualcosa che è in cerca di novità. Quindi Platone ci dice che Eros non è né Dio né mortale, ma è una forza intermedia, sempre in cammino. Ecco perché
il desiderio non è mai definitivo. Desiderare significa cercare, non arrivare. E in questo senso non possiamo non citare uno dei racconti più belli che riguardino Eros, cioè quello di Amore e Psiche. La storia ce la racconta Apuleio, che è uno scrittore latino del II secolo d.C., originario del Nord Africa romano. Era un uomo colto, affascinato dalla filosofia platonica, dai misteri religiosi, e il suo romanzo, che si intitola Le Metamorfosi o L'asino d'oro, è un viaggio tra magia, trasformazioni e identità. Nel cuore proprio di questo romanzo inserisce la favola di Amore e Psiche. Che cosa ci racconta? Ci dice che Psiche era una ragazza dalla bellezza straordinaria e la gente addirittura la venerava come una nuova Afrodite. Ovviamente la vera dea, Venere, ferita nell'orgoglio, decide di punirla. Ordina quindi a suo figlio Eros di far innamorare Psiche dell'uomo più vile e mostruoso. Però Eros, appena la vede, si ferisce con la propria freccia e si innamora di lei perdutamente. Psiche viene quindi portata in un palazzo meraviglioso, però ad una condizione, cioè potrà vivere nell'amore, però non potrà mai vedere il suo sposo. Quindi lo incontra solamente al buio, è un amore pieno, sensuale, però anche fragile perché di fatto è fondato su un patto difficile, fidarsi senza vedere. E a un certo punto entra in gioco la voce che avvelena tutto, quella che conosciamo anche noi oggi, cioè l'insinuazione. Le sorelle di Psiche, invidiose, la convincono che il suo marito sia un mostro. Allora Psiche una notte accende una lampada, un piccolo fuoco, e decide di guardare. Nella luce non trova ovviamente un mostro, ma trova Eros, bellissimo, e proprio in quell'istante purtroppo la goccia d'olio della lampada cade su di lui, lo sveglia e quindi lui fugge. Il desiderio, quindi toccato dalla diffidenza, si spezza ed è un passaggio importantissimo. Apuleio ci mostra che l'amore non regge senza fiducia, però neanche senza conoscenza. La relazione deve essere sempre un equilibrio tra buio e luce. E da qui comincia la parte più intensa, più forte, perché Psiche non resta vittima del proprio errore, vuole riconquistare Eros e per farlo deve affrontare delle prove che Afrodite le impone. Ad esempio separare dei semi diversi tutti in una notte, prendere la lana d'oro, riempire un'ampolla con l'acqua di un fiume molto pericoloso, e la più importante delle prove è scendere agli inferi e riportare una scatola con il dono della bellezza, donatole appunto da Persefone. Psiche attraversa questa fatica, però nell'ultima prova cede perché, presa dalla curiosità, apre la scatola e il dono della bellezza è il sonno mortale, un sonno profondissimo. Quindi la curiosità può essere rovina, però anche un passaggio. Eros però non ce la fa più, quindi la salva e alla fine convince Zeus a renderla immortale. Psiche diventa dea e genera insieme ad Amore la voluttà, il piacere. Quindi l'amore in qualche modo è trasformazione. E Psiche è l'anima che diventa adulta attraversando anche il desiderio. Non ci stupisce che Canova stesso abbia scolpito questa storia in uno dei gruppi più belli del neoclassicismo, Amore e Psiche appunto. Il marmo sembra pelle, sembra respiro, un attimo sospeso. Eros non domina Psiche ma la sostiene e Psiche partecipa, si solleva, risponde, risvegliata dal sonno eterno. E quindi in qualche modo è una storia di equilibrio. Eros è diverso da quello bendato e imprevedibile di Botticelli. Qui il desiderio è diventato una relazione ed è proprio qui che serve una precisazione importante. Per i greci amore non è un'unica parola. Noi tendiamo a chiamare tutto amore, però il greco distingue e distinguere significa anche capire meglio. Eros quindi è desiderio, tensione, attrazione, slancio verso qualcosa che manca, però è anche possessivo, è energia che mette in moto. Poi abbiamo il termine filia, che indica invece l'amore che nasce dalla relazione, dal tempo condiviso, è legame, è amicizia, non è scintilla ma è costruzione. La filia è l'idea che il legame sia una sorta di virtù sociale, per intenderci, e quando i greci per esempio parlano della polis parlano proprio anche di questo: senza filia non c'è convivenza. Poi abbiamo storghè, cioè l'affetto familiare, l'amore che non sceglie
scegli ma che in qualche modo ti forma, è una cura naturale, un legame tra genitori e figli per esempio, è ciò che ci sostiene quando in qualche modo siamo in difficoltà. E infine c'è agape, che nel greco classico può indicare una sorta di amore, di stima quasi, un voler bene che sceglie anche il bene dell'altro, ed è diventata una parola famosa soprattutto nella tradizione cristiana perché indica l'amore come dono, un amore che quindi non chiede niente in cambio, ma, ripeto, è un gesto. Quindi eros è una scintilla, filia è una relazione, storghè è una sorta di radice e agape è la scelta. A questo punto quindi eros torna attualissimo perché effettivamente è dappertutto e allo stesso tempo può essere frainteso. Pensiamo ai social, no? Al desiderio e all'immagine che si intrecciano costantemente. Noi desideriamo ciò che vediamo e allo stesso tempo vediamo ciò che desideriamo. Eros è un algoritmo, ti mostra ciò che ti accende, che ti spinge a restare, ti tiene in tensione. È un eros bendato in parte, come quello di Botticelli, che colpisce, non sempre sa dove sta colpendo, ma allo stesso modo è anche ciò che ci salva dall'apatia, è la passione per un progetto, per una persona, per una causa, quindi è il desiderio che ci fa anche imparare una lingua, che ci fa partire, che ci fa venire voglia di ricominciare. È quindi una forza che ci rende vivi. Direi che Eros è la parola perfetta per chiudere la prima parte del percorso sui miti fondativi, perché è ciò che muove davvero, è un'energia che attraversa tutte le altre parole, è un rischio, è una forza cosmica, è una promessa, è ciò che ci costringe a uscire da noi stessi. E se il mito ci sta a cuore è proprio per questo, perché effettivamente mette in scena ciò che ci muove. Eros chiude quindi questa prima sezione perché è il punto in cui capiamo che i miti non sono storie antiche semplicemente, ma sono delle mappe interiori. E se davvero Eros è la forza che muove l'universo, allora forse la domanda più seria non è se crediamo ai miti, ma se abbiamo il coraggio di guardare in faccia ciò che desideriamo. Grazie mille e alla prossima puntata.